Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max Del Papa, con noi come tutti i giovedì. Max, Eccoci qua, buongiorno, grazie. buongiorno, buongiorno. Un'altra puntata dell'Auto da Fed del giovedì con Max Del Papa. Abbiamo un paio di contributi interessanti oggi da ascoltare tra i tanti possibili, perché ormai gira di tutto sui social, come sapete, in relazione a tutti gli argomenti, compreso il referendum sulla giustizia. È intervenuto ieri il capo dello Stato. Tu hai fatto un bel pezzo, un po' enigmatico anche circa il presidente Mattarella e la sua volontà di apparire ovunque, Olimpiadi incluse, anzi Olimpiadi in primo Sì, piano. sì. Poi ne parliamo, se ne parliamo dopo, però intanto io vorrei che tu ci raccontassi com'è che è diventato il tuo tour che trae spunto dal tuo libro. Il libro è Schiavi, lo trovate su Amazon, c'è il link anche sul post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Lo trovate facilmente comunque su Amazon, il libro Schiavi di Max Del Papa, dal quale era nato Schiavi in Tour, che si è trasformato in un'altra cosa ancora. Ce ne vuoi parlare, Max? Poi ringrazio e saluto Simone che è in regia e gli chiedo di preparare il primo brano che ascolteremo perché è un po' lungo e ha a che fare però con i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, seduta del 17, cioè 2 giorni fa. Sono intervenuti tra gli altri il deputato della Lega Bagnai, doveva intervenire il presidente dell'AIFA, l'attuale presidente dell'AIFA, ovvero il presidente Robert Giovanni Nisticò, che non ha potuto intervenire, ha preso la parola la dottoressa Laura Sottosanti, dirigente dell'ufficio di farmacovigilanza. Sono 12-13 minuti, credo interessanti sicuramente, a maggior ragione perché di questo argomento tu ti sei occupato, come sanno anche i sassi, approfonditamente e anche dal punto di vista delle persone, degli individui, dei soggetti, delle persone umane che hanno vissuto le loro esperienze e le loro tragiche Soprattutto. esperienze in conseguenza di questa vicenda qua. Però 13 minuti li vorrei poi commentare con te, a maggior ragione proprio perché te ne sei occupato dal punto di vista umano, oltre che medico e scientifico. Comunque andiamo con ordine. Cosa è diventato il tuo Schiavi in Tour? Perché ha preso un nome particolare che ci riporta anche a un gruppo musicale degli anni 70, tra l'altro, Sì, questo è vero. ma ha una coloritura più dantesca nel tuo imprinting. E beh, sì, cioè, ho pensato, dico, siccome ormai sono 4 mesi che giro un po' di qua e di là, e in 4 mesi ne succedono di cose. Questo è un monologo che comunque, facendo io il mestiere che faccio, rimane ancorato anche all'attualità. Cioè, è partito come denuncia della crisi della democrazia, eccetera, alla luce poi della mia vicenda personale. Nel frattempo uno continua poi a lavorare, a scrivere, ad annotare. Beh, viene fuori questa faccenda che per me è epocale, per me è la guerra mondiale, per me è l'olocausto, quella di Epstein. E Mm. che faccio? Non la dico, non la metto in un monologo dove parlo anche della pandemia, perché questi qua, oltre ai vari sollazzi terribili, ne sta venendo fuori sempre più roba, decidevano, pensavano come fare per sfoltire i poveri, come fare, si facciamo una bella pandemia, programmavano cose che poi effettivamente sono successe, le abbiamo avute, le abbiamo subite. E allora dico, inserisco questa cosa, il che vuol dire intervenire molto sul monologo, intervenire sulle parti, sia sulle parti in prosa e di conseguenza anche sulle poesie. Insomma, si è rivoluzionato, è rimasto l'impianto, ma i contenuti sono nuovi per l'80-90%, con annesse musiche. E allora ho detto, fatta la prima tranche invernale, autunno-invernale, adesso andiamo con fiducia verso i mesi più caldi, tiepidi, la primavera, l'estate, quello che verrà, e quindi lo chiamo Pandemonium, perché è Milton, no? È la città dei Sì. diavoli, è la capitale dell'inferno. Il Pandemonio ne fece anche un libro Giorgio Bocca all'inizio degli anni 2000, quindi è anche un omaggio questo mio, in un certo senso. È la città dove tutto è ribaltato, dove c'è solo il male, dove non si può più distinguere. Difatti, io
vedo, annoto ogni giorno queste cose, che è un trionfo del male questo qua. Ieri ho trovato, cioè tutto quello che può essere sdoganato nel male, nel peggio, nell'impensabile, viene sdoganato. E di questo si fa carico l'informazione, perché non è pensabile che una situazione come quella di Epstein, facendogli tutte le tare che vuoi, però non è pensabile che non la sapessero l'informazione, non la sapessero i servizi segreti, i governi, i finanzieri, la sapevano tutti, però per 20 anni è rimasta lì. Adesso io sento c'è un tale, un coglione così in fama di filosofo, mi pare che si chiama Sam Harris o qualcosa del genere. Ho visto ieri un filmato che diceva: beh, cosa c'è di male a mangiare, a nutrirsi di bambini che nessuno reclama, bambini di nessuno vuole, li mangiamo. Vado a vedere, dico, ma questo qua è un cretino, fa delle provocazioni. No, 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 è serio. Trovo la deputata del PD, la Morani, che fa un tweet, poi lo toglie perché era di 2 anni fa, col grande onore, la gloria di posare insieme alla Marina Abramovic. Sì. Questa qui è infama di satanista, di cannibale, era un'assidua di Epstein, tutto si tiene, insomma. Trovo uno sempre su X, uno che vuole fare la transizione da uomo a donna, e già è una roba demoniaca. Perché la vuole fare? Per avere il piacere di poter abortire. Allora, questo è il pandemonio. Perché poi l'informazione, buono, è bello, avanti. Così bisogna fare. L'altro ieri l'Unione Europea ha annunciato un regolamento dove praticamente si dà più soldi, più fondi, si equiparano i transgender alle donne. Già abbiamo visto che è un'assurdità, ma si danno più soldi alle lobby LGBTQ, Barbacci, Cocò. Chi vota? Il PD, Ilaria Salis e Forza Italia. Insieme. Perché un partito di centrodestra deve avallare una roba del genere? Io mi chiedo sempre tante cose. Vedi, anche sta cosa qui, no? Stanno venendo fuori tutte le robe di Annun, di Hamas e del coinvolgimento dei 5 Stelle, no? Il Di vice di Battista, Annun, di di Battista. Battista, ex 5 Stelle. Il vice di Annun, no? Che dice, no, qui ci può aiutare a trafficare almeno 1 milione, quello, quell'altro. E poi dice, ma perché sai, che facciamo? Dove li portiamo? Sono tutti così, anche la Schlein, la Meloni è una cagna, eccetera. Dice, ma adesso gli presento Gali. Che c'entra Gali? Gli presento Gali ad Annun. Ora, il governo italiano non può non essere al corrente di questi rapporti di Gali col vice di Annun che gli vuole presentare Annun. Perché lo chiama Sì, alle Olimpiadi? il Di Battista ha detto che è nel mirino dei giornali di partito di destra per le sue posizioni su Israele. Sì, però spieghi perché doveva negoziare, doveva Che non c'entra nulla veicolare 1 milione. con il milione, senti, Di Battista di Cannun. Beh, certo, questo Mm. adesso cerca di alzare il polverone, ma, 1 milione, senti Di Battista, cosa c'entra con Israele? Fammi capire. No, le sue posizioni su Israele col milione di Cannun, senti Di Battista per gestire il milione. senti Mm. Di Battista per gestire il milione. Guarda, io non voglio neanche sapere se Di Battista c'è A dentro o me a non c'è naso mi sa che dentro. non dicono senti Max del Papa per gestire il milione. No? Del Papa gli tagliano la testa come un cane, ma per quanto è No, povero. cioè, non è che tirano in mallo uno Però, così, tanto per dire, no? ma vedi, io non me la prendo con Di Battista, io lo do per scontato. Cioè, Certo. questi, gli agi di Annun che dicono no, ci possiamo fidare Eh, solo di quelli lì. la Vabbè, albanese che no? Sono commenta la amici. foto di una donna israeliana stuprata dice, vabbè, se anche l'avessero E stuprata, se anche la stufrata, allora, cioè passa tutto. Allora, mm, allora come si chiama quell'altra dei 5 Stelle che dicono è un'amica? Ascari? Non mi ricordo, non sì, vorrei dire cazzate. sì, sì, È sì. un'amica, loro sono gli unici amici. Io semmai non parlo con questi qua, dovrei parlare con Travaglio, con quella faccetta, no? Però, perché questa roba è roba che gira intorno lì, no? Ci scrivevo mica io sul Fatto Quotidiano, non andavo mica io a cena con i Di Battista, eccetera. Vabbè, non facevo io il consigliere di Conte, però io non me la prendo con loro, io me la prendo col governo. Il governo non sa che Gali è amico del vice di Annun, eccetera, e lo porta alle Olimpiadi? Perché? Sono solo soldi o c'è dell'altro? Chi si deve tenere buono? Perché? Per quale motivo? Allora, mi sembra tutto. Io queste cose, magari adesso non parlo di Gali perché
Però voglio dire, nel monologo questa roba deve entrarci. E allora l'ho chiamato Pandemonium, come il libro che sto finendo e che vado a presentare proprio nella prossima data del tour, Pandemonium in Tour, che sarà alle porte di Milano, adesso a marzo. Non ho ancora il giorno preciso, però siamo su marzo, siamo sulla metà di marzo, e a Milano, vicinissimo a Milano, io parto con la seconda tranche del tour e porto il libro nuovo, e quindi il tour è tutto nuovo. Per cui chi fosse venuto a una data precedente può tranquillamente tornarci, perché è ancora è molto più intenso, più incompromesso, più senza compromessi. Io mi sono ispirato un po' al teatro della crudeltà di Antonin Artaud, che non vuol dire che uno è cattivo. Non vuol dire che uno è come Marina Abramovic, è un monumento della storia del teatro. Cioè è un teatro totale che ti fa vivere, no? Almeno queste sono le mie umili intenzioni, in uno stato di tensione permanente, dove la parola non è più l'unico elemento e non è mai consolatoria fino alla fine, alla catarsi finale. Cioè questa cosa che il mio amico Renato ha imparato benissimo, perché Renato a 20 anni era una spugna da Antonin Artaud, da Carmelo Bene, cioè vai a uno spettacolo e stai in uno stato di tensione perché non sai mai veramente quello che succede. L'artista è come un personaggio incontrollabile. E allora io voglio essere incontrollabile con la realtà, perché per me la realtà è il regno dei diavoli in questo momento. Ecco, a proposito di realtà, se sei d'accordo, io citerei qualche passaggio della chiacchierata, ma giusto per dare concretezza appunto e tono di realtà a quello che dicevamo prima. La chiacchierata agli atti della Procura di Genova, che indaga sul signor Mohammed Hannoun, quello di Hamas, il rappresentante di Hamas in Italia, no? E il suo numero 2, che si chiama Suleiman Hiazi. È lui che parla dei 5 Stelle sostanzialmente. Sì. Parla dei 5 Stelle, Di Battista e la deputata Stefania Ascari, no? Come cari amici, e li prende in considerazione. Cari amici, ma attenzione, li prende in considerazione perché c'è un momento critico che questi attraversano, ed è il problema dei quattrini, dei conti bloccati, anche a seguito dell'applicazione delle sanzioni da parte dell'antiterrorismo degli Stati Uniti, che rendono molto più difficile il transito dei soldi verso Gaza, perché di quello stiamo parlando. 1 milione di euro dovevano essere mandati a Gaza. Da dove arrivavano quei soldi? Ecco appunto, quello li ha raccolti per anni e anni qui in Italia, Hannoun, in quel modo. Comunque, il 20 marzo del 2025, il numero 2 di Hannoun, Hiazi, parla con un ex deputato dei 5 Stelle, Davide Tripiedi, no? E affrontano insieme, chiacchierando, le difficoltà che il fatto di tirar dentro Hannoun comporterebbe per il buon esito del trasferimento dei quattrini. Perciò dice, insomma, non possiamo mettere di mezzo il numero 1, Hannoun, dobbiamo rivolgerci a qualcun altro. E a chi pensano? A Di Battista. Difficile. Hannoun vuole... Allora, senti quali intercettazioni, che sono quelle di questo Hihazi, che è il numero 2 di Hannoun, che parla con l'ex deputato 5 Stelle Tripiedi. E gli dice, difficile, Hannoun vuole partire con 1 milione di euro, che li ha già raccolti. Sono bloccati in un conto. Vuole trasferirli sta cercando di riuscire a farlo tramite la Farnesina, Ministero degli Esteri. Ma è una cosa abbastanza difficile, cioè il nome di Hannoun alla Farnesina con l'associazione è molto difficile. Quindi io ho detto, Hannoun, potresti sentire Di Battista. E il grillino, il Tripiedi, gli risponde, ma come cazzo fa Alessandro, cioè Di Battista? Trasferire 1 milione di euro da un conto all'altro, dice l'islamico. Ma minchia, scusa, dice l'ex deputato Tripiedi, se trasferisci 1 milione di euro, figa, non vieni segnalato immediatamente alla Banca d'Italia, ma istantaneamente, cioè non, hai capito? Fa notare il Tripiedi. La risposta di Iasi, il numero 2 di Hannoun, sì, ma lui se ne fotte Di Battista. L'ex politico Tripiedi aggiunge, ma ci deve essere una buona valida ragione. E a questo punto il signor Chiazzi spiega, questa è valida ragione, è che va a fare aiuti umanitari a Gaza, col progetto, e lui ha sicuramente agganci giù a Gaza, il Di Battista. A quali agganci si faccia riferimento poi non si capisce bene, però insomma comunque sarebbe in contatto l'ex grillino con gente a Gaza. Se andiamo con Hannoun, sicuramente ci farà incontrare
i verdi, cioè Hamas, dice Chiasi. Cioè roba che verrà strumentalizzata da tutti, non bisogna muovere, almeno io non posso più fare queste cose, non posso rischiare di essere cacciato. Tra l'altro hanno una considerazione straordinaria anche tra di loro, perché il numero 2 dice di Hannun, questo qua è uno che se ne fotte di tutti noi, è una persona che riesce a bruciare tutti quelli che ha intorno, te lo sto dicendo per esperienza, e lui se ne frega di noi. È vero che possa essere ringraziato perché ha dedicato la sua vita alla causa, ma se ne frega di noi e se ne frega che si brucia chi è con lui. Questo così è uno spaccato che poi non mi sembra neanche tanto difficile da interpretare, Max, no? Ecco. Allora, intanto colpisce. La famiglia, parlano come se tutto fosse normale. La dimestichezza, l'amicizia. Fammi fare un paragone. Manda De Battista, no? Come sì, dire, sì, manda quello lui lì ce la fa, lui se ne fotte. Porta le pizze, tanto lui se ne fotte, le sappiamo. Cioè c'è questa dimestichezza. Qui si parla di Hamas, Sì. Non è che si parla di una confraternita, di una bocciofila, si parla di Hamas. E allora qua viene fuori, quando questi qua tra mille distinguono, no, perché Hamas. No, questi sono proprio contigui, difendono. Io vorrei tanto. No, c'è una familiarità straordinaria. Familiarità. Fammi fare un paragone cretino, ma è la stessa familiarità che c'è fra Sigfrido Ranucci e la pompeiana esperta, cioè la boccia famosa, su un piano completamente diverso. Infatti sono anche collegati, perché poi questi sono quelli che vanno in piazza per Ranucci, eccetera, no? Allora, questa familiarità, a me, cioè io non do per scontato queste cose qua, che i soldi. Intanto vorrei sapere quel milione di euro da dove veniva fuori. Da dentro, da fuori? Da dove? Da Putin? Da dove arriva? Come i tanti milioni di euro che questo qui ha messo su. No? Perché Hannun ne ha presi tanti di soldi, faceva da catalizzatore e convertitore di un sacco di quattrini. Di Battista ci fa vedere coi pacchi di pasta. Ci si parla di infatti, botte di milioni. Sì, ma infatti allora, lo dicono apertamente, tanto lui la giustificazione ce l'ha perché ha il progetto umanitario, con un cinismo bestiale, tra l'altro. Ecco. Allora, vorrei dire una cosa, la dico io, però sono contento che finalmente la Meloni ha fatto quello che doveva fare, cioè ha fatto uscire tramite i servizi questa roba. Io sono anni che mi chiedo, ma perché non lo fa? Adesso comincia a farlo. Sta roba l'ha tirata fuori il giornale, è chiaro che c'è una manina dei servizi che ha passato. Ma vedi alla voce Ranucci sull'altra fronda. Sono molto contento, perché qui non si tratta di fare delle cose avvelenate che non sono vere. Senti, Max, qui si tratta di tirar fuori la verità e finalmente la Meloni comincia a fare la democristiana, ma non la democristiana quella morbida che va d'accordo con tutti, la democristiana quella carogna, perché con questa gente va fatto così. Io mi chiedo perché ha aspettato 3 anni, dove voleva andare. Adesso deve uscire tutto, muoia Sansone con tutti i filistei, tiri fuori tutto di questa merda. E le dico brava, io lo critico tutti i giorni quando spunta il sole, le dico brava, perché tanto questa roba è roba che è uscita dai servizi. Finalmente almeno si comincia a definire chiaramente, senza tante seghe, chi sono questi signori. Tanto Di Battista se ne fotte, c'è il coso umanitario. Dopodiché questi signori manettari, Travaglio così, che loro per un sospiro, per un avviso di garanzia ti vogliono impiccare, ti vogliono mettere sotto la testa la ghigliottina, cominciassero a spiegare loro. Allora Max, siccome il tempo vola, e qui sono già le 10:19, io vorrei invitare te e anche chi ci ascolta a seguire, sono 13 minuti, 14, una roba così, quello che dicevo prima. Passiamo all'altro argomento. Commissione parlamentare di inchiesta gestione emergenza sanitaria SARS-CoV-2 bla bla bla, ovvero la commissione Covid parlamentare di inchiesta, presieduta dall'Isei Fratelli d'Italia. Seduta del 17 dell'altro giorno. Scusa un attimo, guarda qua, guardo l'avvenire. Dimmi. Fischio dell'arbitro, come Mattarella è andato a proteggere il CSM così com'è. Ma io ti ho mandato, ma Nordio doveva proprio aprire bocca, vabbè, sentiamoci sta cosa, poi dopo ne parliamo dell'arbitro. Dopo ne parliamo perché tu l'avvenire è diventata una roba proprio zuppi, No, poi ne parliamo perché tu hai fatto un pezzo interessante, dicevo prima, su Mattarella, no? Però adesso vorrei. Anche un altro appena uscito.
Ecco, dopo lo vado a vedere. Vorrei far sentire questi 13 minuti, 14, laddove c'è un confronto fra il deputato della Lega Bagnai e colei che ha sostituito quello che sarebbe dovuto essere presente, cioè il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, Robert Giovanni Nisticò, che non c'era. Ha partecipato invece la dottoressa Laura Sottosanti, e io vorrei proporci, anzi, questi 13 minuti, poi ne parliamo e poi vorrei un tuo commento, Max, perché questa commissione parlamentare di inchiesta continua a lavorare, però lavora così. E anche le risposte che riceve dall'AIFA, in questo caso, sono queste. Sentiamole, un breve estratto, insomma, breve mica troppo, allora, ma lei ci ha comunque parlato sentiamo. molto del dialogo fra le varie entità coinvolte del dialogo istituzionale fra le varie entità e tecnico fra le varie entità coinvolte nel meccanismo di farmacovigilanza. Parliamo un attimo del dialogo invece con i pazienti, d'accordo? Allora, al 31 marzo 2022 mi risultava che l'ultima comunicazione nei social in cui l'AIFA citava il portale di farmacovigilanza risalisse al 23 novembre 2018 e per tutto il corso della pandemia abbiamo osservato un atteggiamento molto continente da parte dell'AIFA nel segnalare ai pazienti l'esistenza, mi perdoni, del portale Vigifarmaco. Dato che la farmacovigilanza su questo particolare tipo di presidi si è articolata prevalentemente, se non esclusivamente, su farmacovigilanza passiva anziché farmacovigilanza attiva, questo comportamento, diciamo così, molto come dire, negligente dell'AIFA nel segnalare ai pazienti, nell'indicare ai pazienti le modalità attraverso le quali avrebbero potuto segnalare un effetto avverso, all'epoca destò preoccupazione e interesse. Ha qualcosa da dirci in merito a questo, che evidentemente poi chiederemo al Presidente Palù, o anche qui non è, diciamo, sua competenza, eccetera, eccetera? No, questo è proprio il mio settore. Allora, Vigifarmaco era ai tempi della pandemia il sistema che consentiva le segnalazioni online. Era un sistema, guardi, semplicissimo, era anche più semplice di quello che c'è oggi, perché oggi noi, diciamo, a livello internazionale siamo obbligati a utilizzare una scheda che è un po' più complessa, però sono degli obblighi regolatori a cui dobbiamo, diciamo, conformarci. Ma il sistema Vigifarmaco era un sistema veramente molto semplice, consentiva a qualsiasi paziente di fare la segnalazione online, ma infatti noi in quel periodo, durante la pandemia, noi abbiamo avuto un over reporting. Noi, cioè, se generalmente in farmacovigilanza il problema è l'under reporting, noi qui ci siamo trovati con il problema opposto, l'over reporting, e la segnalazione era veramente sul portale, era molto semplice. Sì, erano tutte segnalazioni spontanee, però guardate, io come esperto di farmacovigilanza vi dico che la segnalazione spontanea è, diciamo, uno degli elementi proprio, è il caposaldo della farmacovigilanza, perché noi attraverso la segnalazione spontanea, che può essere fatta da chiunque può effettuare una segnalazione, sia che sia, diciamo, un operatore sanitario, sia che sia un paziente. E la segnalazione spontanea per noi è fondamentale, perché le spiego, se io faccio uno studio di farmacovigilanza attiva, io lo faccio perché dalla segnalazione spontanea. Mi scusi, non voglio disturbarla, voglio sapere quanto tempo ho, perché non mi sono preso tempo. Ancora 10 minuti. Perfetto, grazie, mi metto io il clock. Dalla segnalazione spontanea si vede che io ho avuto qualche campanello di allarme che mi porta a dire faccio una farmacovigilanza attiva specifica su un determinato rischio. Invece con la segnalazione spontanea io vedo tutti gli eventi a 360 gradi, ovviamente quelli che mi vengono segnalati. Poi c'è tutta una valutazione da effettuare per capire se quell'evento è veramente correlato al vaccino. Ovviamente poi per questi livelli di correlazione non si tiene più conto delle segnalazioni, ma sono tanti elementi. Sì, io la ringrazio perché ogni suo intervento, diciamo, aggiunge alle nostre conoscenze, però la mia domanda non era, diciamo così, quanto è utile la segnalazione spontanea e quindi, per esempio, quanto può essere efficace una farmacovigilanza passiva.
Da quello che dice lei, se mi permette di essere un po' brutale, mi sembra di capire che voi non avete pubblicizzato le modalità attraverso le quali i pazienti potevano fare delle segnalazioni perché ne stavate ricevendo troppe, però quello che noi abbiamo visto è che non veniva, diciamo, in alcun modo segnalata attraverso, per esempio, i canali social, che sono molto potenti e che meritavano di essere presidiati da istituzioni autorevoli. Non abbiamo visto, non ci sono, a meno che voi non ce le portiate, delle indicazioni dell'esistenza del portale Vigifarmaco. Se siete in grado di documentarci che strategia avete seguito dicendo il giorno tale abbiamo fatto sto comunicato stampa, il giorno tale questo tweet, il giorno tale questo post Facebook, il giorno tale questa intervista, questo ovviamente aggiungerà molto ai lavori della nostra commissione. È chiarissimo, però io le dico che noi come obbligo normativo, noi abbiamo l'obbligo di avere una sezione sul portale AIFA che spiega in modo chiaro come si fa la segnalazione in Italia. Questo vale per tutti gli Stati membri, quindi c'è una sezione permanente sul portale AIFA che descrive in maniera molto elementare, non so se qui c'è la possibilità di collegamento, ma comunque questa c'era ai tempi del Covid e c'è anche oggi. Il sistema Vigifarmaco esisteva e guardi, veramente era un sistema molto semplice. Noi proprio da... Comunque quello che si chiede è come è stato comunicato e conoscibile. Vabbè, pizzaiolo sotto casa però mi scusi, se noi abbiamo ricevuto tutte queste segnalazioni vuol dire che la gente sapeva a perfezione come fare il sistema, cioè come fare una segnalazione, e questo è indicativo. La domanda è un'altra. Sarebbe interessante avere il numero complessivo. La vicenda riguardava parecchi milioni di italiani. Il portale Vigifarma sui canali social del sito dell'agenzia? Allora, per noi come agenzia regolatoria, scusate, io lo voglio dire chiaramente, allora per noi i canali social non rappresentano una fonte ufficiale, la fonte ufficiale per noi è il portale AIFA. No, allora, se posso, Presidente, allora passo un'altra domanda, perché posso anche apprezzare, diciamo, la strategia elusiva che dice noi non c'è un regolamento che ci obbliga a... Allora, c'è un decreto ministeriale del 30 aprile 2015 che richiede che nel caso di monitoraggio addizionale i foglietti illustrativi, diciamo così, dovrebbero specificare i vari mezzi di segnalazione disponibili per il paziente. E a me, diciamo, risultava che in data 30 marzo 2022, questo, quindi stiamo parlando di un pezzo, probabilmente erano già state convertite alcune autorizzazioni condizionate, ma inizialmente altre no, perché per esempio il Comirnaty sarebbe stato convertito il 10 ottobre 2022 e come sappiamo è stato, diciamo, il vaccino fondamentale, insomma, al centro della strategia e anche al centro, ahimè, di alcuni scandali, insomma, come sappiamo, ma questo non ci riguarda in questa fase. Ma perché non venivano specificati i vari mezzi di segnalazione disponibili per il paziente nei foglietti illustrativi? No, allora, sempre da normativa, su tutti i fogli illustrativi c'è una sezione che indica le modalità per fare la segnalazione, c'è proprio il link al portale dell'AIFA dove... No, è all'interno sia dell'RCP, cioè la scheda rivolta agli operatori sanitari, sia all'interno del foglio illustrativo che comunque rimanda al portale AIFA. E guardate, la pagina dentro il portale AIFA è un trafiletto così proprio, ed è molto schematico proprio perché noi dobbiamo essere molto semplici nell'illustrazione. Il 30 marzo 2022 l'ho chiesto a un ministro della Repubblica, il ministro della Repubblica non mi ha detto guarda che c'è scritta questa cosa, ha fatto tutto un discorso per girare intorno alla mia domanda perché questa cosa non c'era scritta e noi i foglietti illustrativi li abbiamo. Guardi, c'era un rinvio all'allegato quinto, cioè al documento EMA 67830-2013 versione 24 del 20 giugno 2022, ma questo rinvio non era previsto dalla normativa, era esplicitamente vietato nel caso di autorizzazione condizionata. Questo ci risulta. Il suo campo, mi illustri lei dove sto sbagliando? Scusi se mi permetto, ma è previsto dalla direttiva 2001/83 che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di avere una sezione dedicata sul proprio portale web dove sono illustrate le modalità per fare la segnalazione da parte degli operatori sanitari e pazienti. E le dico ancora di più, poi ovviamente questa direttiva è stata recepita
in Italia con il decreto ministeriale 30 aprile 2015, ma noi oltre ad avere questa sezione sul portale AIFA dobbiamo agevolare operatori sanitari e pazienti nel fare le segnalazioni. E comunque, infatti per questo motivo che abbiamo il formato cartaceo e il formato online, però aggiungo solo questa cosa, in Italia è un sistema a piramide, noi abbiamo l'AIFA, i centri regionali, le strutture locali, noi siamo l'ente centrale, ma poi tutta una serie di attività di formazione e informazione sono, diciamo, come dire, date ai centri regionali e ai responsabili locali di farmacovigilanza, che devono poi fare tutta questa campagna informativa per quanto riguarda la segnalazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Quindi da questo punto di vista la comunicazione è stata, diciamo, a 360 gradi, cioè il sistema prevede che ci sia delle informazioni dall'organo centrale, ma poi delle informazioni proprio da parte delle strutture locali che presiedono il territorio. La ringrazio ancora per questa illustrazione dell'architettura del sistema. Lei quindi mi dice che l'EMA non ha mai scritto che nei materiali stampati non deve essere fatto alcun riferimento all'appendice quinta, nelle versioni stampate andranno riportati solo gli effettivi dettagli ai sistemi di segnalazione nazionale degli Stati membri. Secondo me questo è stato scritto, secondo lei no, questa è un'affermazione verificabile, no, quindi no, questo siamo è nel stato campo scritto, questo però non è stato scritto. fatto, dottoressa. No, no, è fatto, guardi. Benissimo, anche questa è un'affermazione verificabile, siamo qui per verificarla e la verificheremo. Verificatelo, ma ovviamente non c'è questa dicitura esatta dell'appendice 5, perché ogni Stato membro poi deve specificare le proprie modalità nazionali, cioè lì ogni Stato membro riporterà come avviene la segnalazione in Francia, in Italia, quindi noi abbiamo un testo standard che gli uffici autorizzativi poi copiano e incollano per tutte le procedure di autorizzazione. Ed è proprio quello dell'appendice 5. Ho 120 secondi, li utilizzo per dirle che mi è sembrata un po' sorprendente, anche se formalmente corretta, la sua osservazione che il vaccino AstraZeneca sia stato ritirato non per motivi di sicurezza, come ci ha tenuto a specificare, ma perché mancava la convenienza economica, eccetera, 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 laddove noi sappiamo sia dalle vicende che ci ha esposto lei, perché ce le ha esposte perché sono oggettive e non potevano farlo, sia dalla, come dire, dai lavori del CTS, così come sono poi finalmente stati resi disponibili, che sul vaccino AstraZeneca ci sono state parecchie perplessità anche in seno allo stesso CTS, tant'è che di fatto, come dire, in qualche modo era stato ritirato e veniva trattato con estrema cautela, per cui sinceramente
questo ritiro sia avvenuto su richiesta del titolare per motivi economici nel 24, così è un punto, allora, che forse necessiterebbe di un approfondimento. Lo voglio specificare, tutti i pareri dell'Agenzia Europea dei Medicinali hanno sempre riportato il rapporto beneficio-rischio rimane positivo, seppur in presenza di questi eventi molto rari. Quindi comunque per noi enti regolatori, quello che conta è che nelle autorizzazioni i benefici devono superare i rischi. E guardi, non esiste un farmaco a rischio zero, tutti hanno dei rischi, però quello che conta è che i benefici devono sempre superare i rischi. Noi un farmaco lo ritiriamo per motivi di sicurezza quando i rischi superano i benefici. Scusate, non so se... Benissimo, chiaro. Quindi... 30 secondi, anche l'aspirina presenta dei rischi, però per esempio noi abbiamo appreso qui in commissione, prima di apprenderlo da un studio dell'Istituto Mario Negri, che l'aspirina poteva avere un valore terapeutico nelle prime fasi della sindrome Covid-19, quindi non era totalmente corretto l'assunto su cui si parlava all'epoca che vi fossero unmet medical needs, perché diciamo c'erano delle strategie potenzialmente utilizzabili oltre a quella vaccinale. Avete qualche riflessione da fare? Avete fatto qualche riflessione in seno all'AIFA su queste nuove evidenze che si stanno raccogliendo, o quando le farete, prevedete di farle? No, su questo magari mi riservo di fare un approfondimento, perché già questo un po' esula dal contesto della farmacovigilanza, quindi eventualmente allora, non so se poi sarà lei Presidente a... Bene, allora questo era l'estratto, un po' lungo, però io quello che ho capito, Max, te lo dico sinteticamente, poi ti lascio subito la parola. Ci sono state un sacco di segnalazioni, nonostante la strategia elusiva, come l'ha definita l'onorevole Bagnai, dell'AIFA, che ha fatto di tutto per minimizzarle. Sono state comunque tante. Si arriva a dire che non è vero quello che è vero, perché l'onorevole Bagnai l'ha detto chiaro, non c'era scritto niente. Il sistema era piramidale, per cui uno si allontana dalle responsabilità da se stesso, e comunque diciamo il rapporto benefici-rischi è sempre stato positivo. Allora io mi domando una cosa, Max, questo over-reporting, come lo ha definito la signora dell'AIFA, no? Vuol dire un sacco di segnalazioni. Perché non fanno sentire le voci di costoro all'interno della commissione? Oppure la tua, che ne hai raccolte tanti di voci di costoro e che qualcuno ti aveva detto vieni pure a parlare in commissione. Buongiorno, perché a me tutto sto bla 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 di 13 minuti mi ha fatto capire due cose sostanzialmente, da poveretto quale sono io. Che ci sono state comunque, nonostante le difficoltà burocratiche e la voglia di non farle arrivare, un sacco di segnalazioni. Primo. Secondo, che c'è stata una strategia elusiva da parte dell'AIFA, e non dico altro. Terzo, che le voci però di coloro che hanno segnalato non le sentono. Max? Giovannone, chi era? Giovannone, c'è uno e ti vuole. Chi era? Te lo ricordi tu chi era Giovannone? E chi era Giovannone? Il macellaio. Quando il Mascetti gli fa la supercazzola. Sì, amici miei, sì. E lui arrotando i coltelli. Non ho capito un cazzo. Ecco. Era proprio l'informazione che volevo. Perché c'era la poverina che sparecchiavo. Anche quella lì sparecchiava, quella lì della commissione. Non si deve capire niente, infatti. Io sono stato più generoso con questi qua dell'AIFA. Ho evitato di fare la segnalazione in pieno cancro, tanto sapevo che andava a finire nel pozzo nero. Però io, se mi chiamassero, ma mi avevano detto sì, vieni, poi non ho saputo più niente. Io gli potrei citare molti che mi hanno scritto a me: io ho un cancro, mia moglie ha un linfoma, mia figlia ha preso il linfoma, quello ha preso il mieloma. Ho fatto la segnalazione, ma carta straccia. E quante gliene potrei citare? Ma lo sanno, potrei citargliene tanti. E quindi sono molto contento di vedere come vanno le cose. No, ma Bagnai è bravo, mette alle strette, no? Quella fa Giovannone. Beh, poi gli ha detto chiaro, lei sta eludendo qua, sta facendo elusione, una strategia elusiva. Bagnai, che è toscano, gli ha fatto Giovannone, e quella gli faceva una supercazzola, non finiva più.
È una cosa vergognosa ancora dopo 6 anni. Cioè la cosa ignobile è che questi nessuno si prenda una briga di responsabilità. E non mi si può più venire. Stiano zitti tutti quelli che dicono ancora no, ma però. Stiano zitti. Ieri ne sono morti 2 youtuber, non ho capito. Pum, pum, morte improvvisa. Stiano zitti. Questa gente non deve più parlare finché non mette il suo culo viscido e vile sulla poltrona da me sfondata per 8 mesi. Una poltrona da chemio. Stiano zitti, perché lo vedono da come si comportano quelli dell'AIFA, quelli del CTS, dappertutto. Stiano zitti, che qui è stata organizzata la più grande strage e per di più la più grande strage della democrazia, dei diritti della gente. Ecco perché io faccio il pandemonium. No, vabbè, ma lasciamo perdere, perché sennò siamo sempre lì, non si invochi la libertà, però Non poi si percorrere in difesa del CSM così com'è. Ecco, sì, appunto. Non si invochi la libertà, tu hai paura che sia un grido che tornerà a risuonare, no? Perché Ma hai visto, sono sicuro. hai scritto quel pezzo, dicevo prima, su Mattarella, che tu hai detto, ma è strana sta roba che lui si continua a esporre. Allora, si è esposto prima con le Olimpiadi per poi arrivare al CSM, cosa che non aveva mai fatto in 11 anni, ha tenuto anche a sottolinearlo, no? Quindi un momento grave. Te hai scritto anche, Max, del pollo Nordio, poi ci arriviamo, era l'ultimo pezzo che hai scritto, però a questo punto io chiederei a Simone, dalla regia, di mandarci un altro breve video. Questo qui è un tweet su X che ha fatto Maria Teresa Meli, lo dico perché l'ha fatto girare lei, però sta girando sui social a prescindere, ed è interessante, perché ci sono nell'ordine Peter Gomez, Marco Travaglio e il celeberrimo magistrato. Mi viene la bocca di Valentino quando sento il guarda, Scerì, che sono in uno stato allucinante, guarda che scoppia una bomba, Valentino, non mi devono rompere con queste cagate. Il stilista, lo fai benissimo tra l'altro. Comunque mi preoccuperei se fossi nei tuoi panni. Comunque chiedo a Simone appunto di mandare questo pezzo laddove i 3 soggetti, il terzo lo conosciamo benissimo, Gratteri, però gli altri 2 sono interessanti, Travaglio e Gomez, che erano a favore del sorteggio per la stessa roba per cui andremo a votare. Sentiamo un po'. Ma il sorteggio non lo vuole nessuno. Alla radice lo strapotere delle correnti. Sì. Non è vero che nessuna riforma della giustizia possa bonificare il sistema. Ce n'è una che, guarda caso, non viene affrontata né nei referendum, né in Parlamento, né nemmeno dalle forze politiche che l'avevano a suo tempo proposta, che è avere finalmente un Consiglio Superiore della Magistratura che viene eletto sì dai magistrati, ma i cui candidati all'elezione arrivano lì per sorteggio e subito dopo vengono eletti. Sì. Bisogna inserire un elemento di casualità in coloro che la giudicano, e l'unico modo di inserire un elemento di casualità è sorteggiarli. Se un magistrato, Pinco Pallino, ha il potere di arrestarmi, potrà avere il potere di giudicare i suoi colleghi? Per quale motivo non li possiamo sorteggiare? Li sorteggiamo fra i magistrati, mica li sorteggiamo fra i passanti. La mamma di tutte le riforme doveva essere quella del CSM e bisognava partire da lì. L'altra punto cardine. Lei fu prima a parlare di sorteggio, se non mi ricordo male. No, io penso che l'unica via d'uscita è il sorteggio. L'unica via d'uscita è il sorteggio, perché è l'unico modo per dare meno potere alle correnti. E come dicono in Brianza, Max, e quindi? E quindi Travaglio andasse a cagare. Io proprio, guarda, mi ha rotto il coglione. Io vorrei sapere chi è che ha detto che questo qui è uno intelligente, preparato. Questo qui c'ha un archivio come quello di Corona, punto e basta. Il Volta Gabbana, dà dei Volta Gabbana agli altri. Guarda, siamo in una cosa, in un'epoca. Io quando sento dire, non sono d'accordo con Travaglio, però lui è bravo, lui è preparato. Ma preparato di cosa? Ma dai, su. Ma cominciamo a smitizzare questi qua. Ma perché non si vergognano? Travaglio, spiegami Di Battista, spiegami l'amico Ale, l'amico di Annun, l'amico di Giazzi. Perché quella era roba tua, ci andavi tu a cena, tu e i tuoi scagnozzi. Ci andavate voi. Perché bisogna sempre dimenticare tutto dopo un anno, dopo un mese, dopo un giorno? Dai, su, andate a nascondervi. O meglio, spiegate, tu sei l'apostrofo
l'apostolo delle intercettazioni risolutive. Adesso sono venute fuori le intercettazioni. Dai, spiega. Dai, tira fuori. Non potevano non sapere. Faccio come Lino Banfi con Giorgia Meloni. Brava, bravissima. Mi piace, ha fatto venire fuori tutto. Brava. Questo è. Devono essere tolti questi qua, spazzati via. Allora, Max, a proposito di quell'altro giustizia... Mattarella, perché non spiega? Parla, sì, abbiamo capito. Ma perché? Abbiamo capito. Ma secondo te perché Mattarella, quando hai scritto quel pezzo che citavo prima, tu dicevi questo qui ha una volontà di essere presente, di farsi vedere esagerata? Sì. Perché? Il perché l'abbiamo capito con la presenza del CSM, col referendum sulla giustizia, o c'è altro? Nessuno invochi la libertà. La sua celeberrima frase. Ma questa cosa che lui è andato a presiedere il CSM gliel'ha offerta al Nordio, proprio un pollo. Ecco, tu hai parlato di pollo Nordio, perché tra l'altro dopo che la magistratura, a parte perché una puntualizzazione io la farei pure, però entra tutto ormai nella polemica pre-referendaria, però la magistratura, come tutti sanno, ha risarcito il tizio, il galantuomo là con 700 euro, quello espulso con 700 euro, e adesso 76.000 euro per la barca dell'onorevole Rackete, la capitana Rackete, no? Queste sono tutte provocazioni, chiaramente, no? E tu dici che Nordio ci è caduto come un pollo, perché? Ma c'era proprio bisogno di andare a parlare di sistema paramafioso del CSM in questo momento? Pur citando Di Matteo, l'altro magistrato. Ma il problema, ma qui non conta quello che uno ha detto anni fa, conta quello che dici tu in questo momento, perché poi... Sì, l'ha detto quello, l'ha detto Di Matteo, l'ha detto tu Giulio dici, Cesare. in qualche modo Nordio ha offerto a Mattarella la possibilità di fare la sua cosa plateale al CSM, no? Sì, aveva detto una bestiata Gratteri sul fatto che tutti quelli che votano sì sono dei mascalzoni. È arrivato Nordio che casualmente fa guardasigilli, ne ha detta una peggio. Ma c'era proprio bisogno? In una fase in cui il referendum è lì, 50-50, perché... E ribadisco, la Meloni, adesso è scesa anche la Meloni in campo, però per me, come dice Nino Prassica, e tu ti prendi la responsabilità di quello che dico. Cioè, per me la Meloni non è più così mediaticamente appetita, non è più così simpatica. Cioè, questo continuo vittimismo, attacco, così, alla fine comincia a stancare. Lei adesso, i magistrati, sì, d'accordo, i magistrati vi remano contro, lo sappiamo, però che non diventi un alibi per tutto, troppo poco e troppo tardi e troppo male. Cioè stanno facendo un modo di comunicare che per me è incomprensibile. E allora dico, spiegate le ragioni, non andate a dire il sistema paramafioso, lo sappiamo, quello, quell'altro, non è un modo questo qua. E se perde il referendum la Meloni va a casa, c'è poco da fare. C'era un pezzo interessante sul sito di Nicola Porro, che era una chiave di lettura, io ho detto, non l'avevo considerato, però mi ha fatto riflettere. Dietro questa faccenda del referendum poi c'è subito quell'effetto domino, no? Perché fra un anno comunque si cambia il Parlamento, perché si va a elezioni. Il Parlamento nuovo è quello che dovrà esprimere il nuovo Presidente della Repubblica. E quindi tutto si tiene, quindi non sia mai che non sia un presidente partigiano di sinistra dopo 30 anni, 40 anni, sempre lo stesso. Lì si giocano le vere partite. Vero questo? Allora, il referendum è un'ordalia. Però dico, non andate a complicare le cose così. È inutile che tu vai coram populo a dire alla gente sistema paramafioso, che ci capisce la gente. Questi dico sì perché la Meloni, oppure dico no perché voglio buttare giù la Meloni. Non andate a complicare le cose così. Mattarella non gli è parso il vero, è andato là, vedi il potere come fa quello vero. Si è seduto, ha detto il CSM è roba mia. E va bene così, va bene. Lui non ha detto il CSM in qualche modo, va bene così. Allora, va bene così. Naturalmente, Max, tutti hanno detto le parole da destra, da sinistra, dal centro, da sopra, da sotto, che le parole di Mattarella sono ineccepibili, sono perfette, sono meravigliose, sono tutte da accogliere, aveva ragione. Sì, gli do ragione capisco la sinistra, però ecco, la destra è una destra di coglioni che deve dire ha ragione Mattarella. Nordio ha detto al 101% sono d'accordo con Mattarella, no? Se non sbaglio.
Ma secondo te, allora, alla fine, no, sono tutti scemi che abbiamo capito che Mattarella ha detto votate no? Fondamentalmente, o sbaglio? Io sto dicendo che è una destra di coglioni. Adesso devono dire sì. Sì, però tu come te la cavi lì? Cosa fai? Attacchi anche il Presidente della Repubblica, diventi 2 volte pollo? Beh no, a quel punto andrei ai materassi, sì. Invece quella è una dimostrazione di impotenza, cioè loro stanno dicendo il vero, unico, supremo potere è Mattarella. Se Mattarella mi dà uno schiaffo in faccia, io dico bravo, hai ragione, sono d'accordo con te. Quindi dimostri di dove sta il potere vero e allora almeno non provocare queste cose. Ma Max però dice che se va avanti così la Meloni va a casa. Se il potere vero sta lì, perché io dovrei andare a votare per cambiare qualcosa? Se il potere vero sta altrove? Ma infatti per me, io non ci vado, nel senso che per me questa è una roba totalmente consultiva, è un sondaggio. Serve ancora una volta a capire le varie i rapporti di forza. Sono anche convinto di una cosa, che è ininfluente questo referendum, perché se non passa e vince la sinistra. Se passa, tu credi veramente che questo governo abbia la voglia, la forza, la volontà di applicarlo? Farà come i vari pacchetti. Aspettiamo, momento, no, tutto a posto. E non passerà mai. Non gli si mette troppo. Cioè è un sondaggio questo qua, per cui per me questa è una questione estremamente secondaria. Capisco Travaglio, no? Che deve distrarre, però per me questa è una roba totalmente irrilevante, quindi è una presa in giro questa qua. Allora, io mi limito a fare, è un momento, un governo di pompieri, perché cercano di ammazzare un poliziotto a martellate e sento il ministro di polizia che dice tutto sotto controllo. Poi sgozzano un ragazzo in una scuola, un Maranza ne sgozza un altro, si mette a declamare il Corano e il ministro della scuola non facciamo allarmismi, tutto sotto controllo. Poi fanno saltare i binari, tralicci, centraline e sempre il ministro, quello di prima, fumando un sigaro con la gamba accavallata, quello di polizia, tutto sotto controllo. Poi prendono, perché Mattarella non dice qualcosa su questo? Visto che parla su tutto, prendono un bambino poverino, ormai è morto, sta morendo, cardiopatico, il cuore, i genitori lo portano in ospedale col miraggio, con la speranza di salvarlo, di dargli una vita per tutti, nuova, bella, sana, e gli hanno messo il cuore in una scatola da scarpe. Questo muore. Arriva il ministro della salute e dice che peccato, però è tutto sotto controllo, abbiate fiducia, il sistema è sotto controllo. Tutto sotto controllo cosa? Allora Max, che Mattarella non dice qualcosa su questo? Abbiamo pochi minuti, però chi vuole intervenire anche in coda può farlo. Apriamo adesso le linee 02 92 94 7222. E quindi siccome è tutto sotto controllo, anche sulla magistratura resta tutto com'è, figurati. Beh, questa è la tua previsione, poi vedremo. Intanto mi pare però che almeno qualcuno sia svegliato, come dicevi tu, no? E quindi la campagna referendaria è entrata un po' più nel vivo, per quello che può valere. Un'osservazione del tutto banale e superficiale. Comunque, chi vuole intervenire può farlo al volo 02 92 94 7222. Abbiamo peraltro un intervento audio via WhatsApp al 340 6709 659. Lo sentiamo. Salve Pietro. Ma Max dice che se va avanti così la Meloni va a casa, ma poi chi arriverebbe? Bonelli, Fratoianni, la Schlein? Fatemi un nome, grazie. Allora. Non è una giustificazione questa qua. Dopo 3 anni e mezzo non è una giustificazione. Quella del meno peggio del che arriva non è più una faccenda neanche logica. Dai, via, andare. Fatemi un nome. Allora, Max, abbiamo pochissimi minuti e io vorrei a questo punto tornare su un paio di cose che hai scritto tu, perché un'altra che mi interessa adesso commentare con te
relativa, aspetta che ci arrivo, perché sto recuperando, ci sono tutti i riferimenti sulla nostra pagina che introduce, sul post che introduce la nostra conversazione, ma mi ha colpito molto, sempre in tema di Olimpiadi, che sono state il palcoscenico, mi ha colpito molto la presenza di Mattarella lì, no? Tutta questa enfasi sul momento olimpico da parte del Presidente della Repubblica finalizzata a... Però lì è successo anche che abbiamo messo mano all'uomo di Vitruvio. Quella lì a me mi è sembrata una cosa veramente eclatante, ma è passata via come se niente fosse, così come è passata via, diciamo, l'altra cosa della TV che si scusa per aver detto che una donna è lei e non lui. Adesso saranno cose marginali, se vuoi, rispetto a tutto il resto, però mettere mano all'uomo di Vitruvio leonardesco e cancellargli i genitali, insomma, ma è proprio da barzelletta. Solo che se lo fanno veramente non è più una barzelletta, no? No. È il pandemonio ancora una volta. Che non è il mondo al contrario di quell'altro, è il mondo dei diavoli. Cioè, fanno i regolamenti per equiparare i trans alle donne, che sarebbero le donne percepite, che sarebbero le donne che non ci sono. Poi tolgono dall'uomo di Vitruvio i genitali. Tu questo me lo chiami un mondo ancora? Però la RAI si è adeguata, dice no, questo è per forza, per i regolamenti, per quello, per quell'altro. Io dico che il woke non è vero che sta finendo, il woke continua, perché poi non è, ci pensa Trump. No, ci sono delle scuole, però il woke ormai è una cosa talmente dentro che fa parte ormai, è una, la chiamano la finestra di Overton, sai, sempre queste cose. Comunque ormai fa parte della mentalità comune. Non la togli. Questa storia di Epstein, lui, quelli che gli stavano intorno, la Ghislaine, la sua amante strega, complice, andava all'ONU, cioè questi trafficavano bambini, poi andavano all'ONU a preoccuparsi per il futuro dei ghiacci, degli oceani. Questo è il woke. E questo non lo scrosti via. Quindi rimane anche la faccenda. Tra l'altro, questo io ci ho visto anche proprio uno sfregio alla cultura occidentale, alla grande arte occidentale. Sai quando buttano giù le statue? Sì, in questo caso hanno buttato giù figurativamente e virtualmente l'uomo di Vitruvio. Per quello dico che non è più una barzelletta, perché quando accade veramente non è una barzelletta, no? È un segno forte, è un segno potente. Ma tu hai visto che ieri era il giorno delle ceneri, era l'inizio della Quaresima. Sì. Se n'è accorto nessuno, hanno celebrato l'inizio del Ramadan. I media occidentali, Sky, allora Rai, Max, ti devo dire che ci sono 2 chiamate, ma abbiamo anche 2 minuti, per cui sia chi chiama che noi dobbiamo essere velocissimi. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego, massima sintesi. Buongiorno, sì, sono Mario, chiamo da Varese, saluto lei, Max del Papa mi sembra. Non sono d'accordo su quello che ha detto prima, come per dire non bisogna andare a votare perché tanto fanno tutto loro. Questo lo sappiamo, ma se ci tirate via anche il diritto del voto per poter esprimere almeno quello che uno pensa, è un disastro, no? Infatti, però Max ha detto io non vado a votare. Hai già risposto tu. No, che non bisogna andare a votare. Lui non va a votare. Noi andiamo a votare. E c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Eccola là. Buongiorno. Ecco, pronto che in arca, buongiorno. Saluto anche lì il tuo collega lì, mi sfugge il nome adesso, che io vi seguo sempre. Ma guarda che siete troppo pessimisti voi altri nella vita, Ma scusa un attimo, ma guarda, c'è lì Zaia, c'è scritto con un libro, chi è pessimista non fa fortuna. Lui da solo, Zaia, si ha inventato e ha lottato per avere le Olimpiadi, da solo. Ma è sordo questo? Ma si può parlare anche senza urlare, sì. Oppure non... No, dico, si può parlare anche piano. Perché le manifestazioni è la voce della Lega questa. Ok, mi mettevo sempre davanti, tu vai davanti e urla forte
tutto quello che devi fare, capisci? Sì, ma, e adesso ma non siamo a Pontida qui, siamo alla radio. Guarda che si sente anche senza urlare. Non ha la possibilità di comunicare. Guarda la vicenda di Salvini. Ma tu mi fai parlare, sì. Ti faccio parlare, ma ti voglio dire che sei troppo pessimista. Non mi fa. Perché non è nata per cambiare, è sempre stata bastonata. Sì, bravo. Non sono empatico. Abbiamo 30 secondi. Se Vabbè, vuoi fare tu che io, insomma, se vuoi fare un'ultima dichiarazione all'ascoltatore, al Chi, nostro io? amico. No, al nostro amico ascoltatore. Un ultimo appello, amico ascoltatore. Poi ci salutiamo. Hai lottato anni! Sempre in radio! Come? E voi vuoi buttare al vento 30 anni di cambiamento? Sai cosa diceva voi? Per cambiare ci vorranno 100 anni! Mica ho capito questo poco. è un momento di radio fenomenale, irresistibile. Questo è bello. Ci salutiamo così, amico ascoltatore. Ciao, ti saluto anch'io! Ciao! Cazzo! Uè! Ciao, fammi bene! Io direi che possiamo salutarci qui. Salutiamo tutti! Venite al monologo! A Milano! A metà marzo! Il cambiare! Pandemonio. Sono finito la voce. Ciao Max, ciao.